Vista da Trieste, Nizza era, ad inizio Novecento, molto più vicina di quanto oggi non possa sembrare. Non è possibile? E invece sì. No, non la Nizza francese naturalmente, ma la Nizza austriaca, Gorizia. Gorizia non è mai stata una città molto grande, ma più ci si immerge all'interno della sua storia, più ci si rende conto che è come una signora che ha molte cose da raccontare. Infatti troppo spesso la città viene citata solo per i fatti della Prima Guerra Mondiale, che la videro aspro campo di battaglia tra le truppe italiane e quelle austriache. La città passò più volte di mano, fino a divenire definitivamente italiana solo dopo il primo conflitto mondiale. Ma la Gorizia-Nizza che suscita curiosità è quella di prima del primo conflitto mondiale, una città in trasformazione, nella quale vivono genti di diverse culture e di diverse lingue, lingue che si sentivano ovunque parlare assieme, prime fra tutte l'italiano, lo sloveno e il tedesco. Il suo essere luogo di convivenza tra persone di diversa origine ha contribuito a far sì che la città divenisse un luogo ricco di fatti storici e culturali che permeano la sua struttura, i suoi palazzi e tutto quanto essa ci tramanda in ambito artistico. Perché Gorizia era chiamata Nizza d'Austria? Curiosi? Beh, innanzitutto perché Gorizia, ad inizio Novecento, faceva ancora parte del grande impero austro-ungarico, ma soprattutto perché la città, grazie al suo clima mite, alla sua posizione tranquilla e alle grandi capacità di accoglienza delle sue diverse genti, era divenuta, già da fine Ottocento, un piacevole luogo di soggiorno ricco di ville e con parchi molto curati. Fu lo storico Karl von Zörnig, nel libro Gorizia stazione climatica, a definire la città una Nizza d'Austria, una città giardino, luogo privilegiato per la villeggiatura dalla nobiltà asburgica. Infatti, all'epoca, a Gorizia, vivevano molte famiglie di lingua e cultura tedesca, quasi il 10% della popolazione totale. E queste famiglie erano già da secoli
perfettamente radicate nel tessuto sociale della città. A inizio Novecento la città si amplia ancora, raggiungendo l'Isonzo, le cui acque azzurrine e le rive contornate da boschi costituiscono una delle attrattive naturalistiche della città. Ma la Gorizia città turistica è anche quella degli alberghi e dei ristoranti di richiamo. Il Caffè Europa di Piazza Grande si definiva aperto 24 ore su 24. Era un momento di benessere per la borghesia, i cui volti soddisfatti li possiamo ancora oggi vedere nei ritratti del pittore goriziano Giuseppe Tomins. Mentre un altro pittore, il tedesco Max Klinger, definì Gorizia la più bella porta aperta sull'Italia. Ci troviamo a Palazzo Lantieri, nel centro storico della città, un luogo molto suggestivo, una dimora antica fatta di stanze grandi, molto curate e ricche di opere d'arte. Un palazzo che ha ospitato personaggi che per noi ancora oggi sono molto importanti. E da questo testimone del tempo è più facile iniziare per raccontare la storia della città. Eretta nel XIV secolo per difendere l'ingresso sud-orientale della città di Gorizia, la fortezza si è trasformata nel tempo in palazzo nobiliare. Queste stanze hanno ospitato personaggi che hanno fatto la storia con la S maiuscola, come i reali di Francia, Papa Pio VI, Napoleone Bonaparte e poi l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa e Elisabetta d'Austria, detta Sissi, ma non solo. Qui sono passati anche artisti straordinari come Schiller, Goethe, Carlo Goldoni, Pietro Metastasio, Giacomo Casanova e Lorenzo da Ponte, che hanno citato Palazzo Lantieri nelle loro opere. Insomma, una vera emozione stare qui dentro. Se queste stanze potessero parlare. Oggi Palazzo Lantieri ospita diverse collezioni, opere di livello internazionale e di varie epoche.
immergiamoci nel passato. Mi piace immaginare di essere a Gorizia negli ultimi giorni di settembre dell'anno 1900. Lo apprendo dalle foto. In città le donne hanno dei lunghi abiti eleganti e dei capelli vistosi, mentre gli uomini di solito hanno giacca e cappello. Sono giorni importanti perché l'imperatore Francesco Giuseppe sarà in visita in città. Chissà qual era il sentimento dei goriziani all'idea di poter vedere dal vivo il vecchio imperatore. Nella sua visita egli omaggiò la tomba del suo educatore, Giambattista Coronini Kromberg. E qui mi viene in mente una delle famiglie più illustri di Gorizia, i Coronini Kromberg, che ci hanno lasciato un palazzo con parco, oggi sede di numerose collezioni d'arte. Un palazzo edificato sul finire dell'Ottocento, quando la città andava strutturandosi come una città giardino. Continuando ad immaginare, provo ad immergermi in una città che si apre alla modernità, alle innovazioni che la rendono ricca di strutture ed industrie. Una città che è anche dibattuta nella ricerca di un equilibrio tra i desideri degli irredentisti, che la vorrebbero italiana, e tra coloro che invece la vorrebbero ancora parte dell'impero. Qui a Gorizia diversi imprenditori trovarono un luogo molto ricco d'acqua e con spazi molto grandi, adatti ad impiantare nuove fabbriche. Ed ecco nascere, ad esempio, l'industria tessile. Ma non solo si lavorava. Alla domenica mattina si andava tutti ad ascoltare la banda in Piazza Grande, oggi Piazza Vittoria. Vivere a Gorizia all'inizio del 1900 significava veder nascere sempre nuovi palazzi, ma anche nuovi parchi, sia pubblici che privati. E poi, sulla fine dell'Ottocento, con l'arrivo dell'energia elettrica, la città cambia volto e si illumina sempre di più, ma mantiene sempre saldo il contatto e il rapporto con le proprie campagne, luoghi di duro lavoro, ma anche di svago per molti cittadini. Me lo vedo, nel 1906, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono, sì, quello che pochi anni dopo sarà ucciso a Sarajevo con tutte le conseguenze che sappiamo, arrivare a Gorizia per l'inaugurazione della nuova linea ferroviaria transalpina, la linea che avrebbe collegato Trieste
e Vienna. Eccolo arrivare con il suo treno imperiale sui binari da poco posati. E quanti lavoratori furono impiegati da ogni parte dell'impero per mesi e mesi per realizzare quest'opera straordinaria. La nuova ferrovia promosse lo sviluppo di tutta quest'area e anche del vicino porto di Trieste, in quanto creava un collegamento con le aree più produttive dell'impero. E per la Transalpina venne realizzato anche il ponte in pietra di Salcano, una vera opera d'ingegno. In quei tempi era il ponte in pietra con la campata più grande di tutto il mondo. Ma le novità non finiscono qui. Infatti erano quelli gli ultimi anni in cui si vedevano in città soltanto carrozze con cavalli. Dal 1905, con il tram elettrico, ci si poteva spostare per tutte le strade di Gorizia. Certo che deve essere stata una bella emozione per i goriziani di allora poter salire e mettere piede per la prima volta su questo nuovo mezzo di locomozione. E dal 1909 ci si poteva spostare in tram dal centro della città sino alle stazioni dei treni. Una bella comodità. E dalla carrozza all'automobile. No, non ancora per tutti, naturalmente, ma quanto bastava per far nascere in città le prime officine meccaniche che si occupavano di risolvere i primi problemi delle vetture a motore. E poi il volo. Forse non tutti sanno che Gorizia ha ospitato due geni che per primi in tutto l'impero hanno portato l'uomo a volare. Erano i fratelli Edi e Beppi Russian, di origine slovena, e si crearono un velivolo che fecero volare nel 1911. Impiegarono lo stesso motore che Blériot nel 1909 utilizzò per volare sopra il canale della Manica. E l'esercito austriaco sovvenzionò i loro progetti. No ste far cine. Costas esto cine? Ma quasi è tutto un cinematografo. Sono termini entrati nell'uso comune della gente a inizio Novecento. A Gorizia il cinema arrivò con gli ambulanti che allestivano dei padiglioni nelle strade in occasione delle fiere. Qui vennero proiettate le prime pellicole della storia. Film muti, naturalmente, forse più interessanti per la novità tecnica del mezzo che per i contenuti.
La prima proiezione avvenne nel 1896, nella veranda della birreria Dreher, all'interno del giardino dell'Hotel Centrale. E poi via via, nel giro di pochi anni, nacquero le prime sale appositamente pensate per la settima arte. La prima a Gorizia fu il Cinema Edison, sull'angolo tra il Corso e via Dante. Qui è possibile che i fratelli Eddie e Bepi Russian abbiano visto un reportage cinematografico sull'impresa di Blériot di attraversamento del Canale della Manica in volo, impresa che stimolò i loro progetti. E poi nacque il cinema Central Bio, che aveva la particolarità di realizzare i programmi dei propri spettacoli nelle 3 principali lingue della città. Il cinema diversificò fin da subito il suo pubblico, ad esempio con proiezioni speciali per studenti, oppure con proiezioni per soli uomini, come ad esempio la pellicola Signorine per un goriziano, ed arrivò persino nelle sale d'attesa delle case di tolleranza. E poi con il cinema nacque anche il controllo della censura, ma nacquero anche i primi documenti filmati per promuovere le località di villeggiatura dell'impero. Potenza del cinema che collega mondi diversi, e il cinema divenne curiosità, socialità, una finestra aperta sul mondo, ma anche la possibilità di specchiarsi nelle storie viste per la prima volta così in grande. Ed è la magia delle riprese che ci permette ancora oggi di viaggiare nella storia e di conoscere posti che forse dal vivo mai frequenteremo. Ma se vi capita di passare per Gorizia e avete un po' di curiosità, tante bellezze vi attendono.